prima i se e gli altri se se può. Che il proverbio che questo modo di dire, questa massima, questa raccomandazione che me l'ha insegnata la mia mamma, me l'ha di diverse volte, magari quando avevo diversi impegni fuori di casa, e la me raccomandava che bisogna stare attenti prima a quelli di casa. E la mette qui a conclusione dell'anno, siamo al penultimo giorno dell'anno, quasi all'ultimo. Ultimamente ho fatto pochi video sui proverbi, sui modi di dire, questo appunto non c'è, almeno non l'ho trovato in libri, è soltanto nella mia memoria, nella memoria della mia famiglia. E ovviamente potrebbe essere interpretato in maniera restrittiva o egoistica, perché uno potrebbe dire sì, si intende dire che uno deve pensare soltanto a casa sua. No, non soltanto a casa sua, ma primariamente sì, nel senso che se uno deve cominciare a fare il suo dovere, a fare del bene, comincia da casa sua, e questo appunto è così un invito che faccio prima di tutto a me stesso, perché ciascuno di noi magari può cadere nell'eccesso di far solo le cose per sé, per la propria casa, oppure di fare per gli altri e non guardare ai propri. Lo penso in questi giorni, pensando alle persone che hanno avuto, che hanno magari qualche persona da curare, che si sono dovute occupare per forza di questioni proprie, anche gravi, ovviamente anche qualcuno che ci ha lasciato, non faccio nomi, penso solo a qualche persona che conosco, ma più in generale a chi ha trascorso queste feste in casa. Penso a molti di noi, molti di voi, nella serenità, spero, mi auguro, nella pace, nella tranquillità, e dove spero che riscopriamo quei valori che sono umani, sono cristiani, sono anche di magari altre religioni, ma diciamo che ci accomunano e che ci fanno pensare appunto al bene degli altri, cominciando da quella che è nostra. Con questo comincio a fare già gli auguri per il nuovo anno. Domani, se credi che farò un po' di cusurina, però per quanto riguarda i proverbi e i metodi, quest'anno finissi con questi, se vi piace, tenili in mente, prima i se e gli altri se se può. Ciao a tutti!